andare appresso a qualcuno non è stato, io ho fatto da solo. In effetti c'è un momento, seriamente, ho capito che dovevo fare il fotografo. Quando ho vinto un concorso fotografico con la foto di mio zio. Ci fottiva fotografia di mio zio, mi ha partecipato a questo concorso, mi ha portato a casa a radio stereo, cose, ho detto devo fare il fotografo. Ha funzionato, ci hanno creduto. Primo premio. Vabbè, un concorso locale, una cosa. Ero piccolo, tipo avevo 18 anni, 17. Uguale invisibile, anzi, tutto il contrario, uno è ultra visibile, pure troppo, perché cioè in pratica si vive con questi soggetti, si fanno esperienze di vita e quindi si fotografa tutto come se fosse la tua vita in pratica. Il mezzo, le cose, tutte le serie sono. Sì, poi alla fine magari resti in quel modo, insomma. Pensa alla cosa della morte. Se uno pensa a queste cose, il modo per restare alla fine è quello, perché uno è attaccato all'esistenza. Il lavoro, quello di Palermo Unsung, per esempio, sono le foto magari anche di più di 10 anni fa, insomma, c'è un legame affettivo, fotografie nelle piazze a Palermo con certe persone. Con Stidel appunto ho scelto di fare questo per una cosa cronologica, affettiva più che di fotografia. Non mi interessa stare al centro dove succedono le cose, tutte queste cazzate, no? Milano, New York, chi se ne fotte, cioè. Capite? Non è questo la vita sociale. Cioè, mi piace solo quando devo andare a fare i lavori, le foto, allora mi ci butto dentro delle realtà, però non sono quelle degli incontri, capito? A Napoli dicono, guarda, Napoli è bella, la Palermo no, sta una merda in realtà. Però ci stiamo e ci continuiamo a tornare alla fine, insomma. Quello ma chi? I giornalisti, nessuno dei giornalisti è entrato mai nella mafia, nella camorra. Cioè Napoli è questo, la città, senza. Cioè c'è dentro questa cosa, però è meglio evitare di scriverci sopra. Anzi, i testi infatti non ce ne sono apposta. C'è dentro e come, però non c'è. Non si può dire che è un libro di Camorra, non esiste. Questa è tutta di pelle, fantastica, bellissima. E questa apre le porte di Napoli per me. Per là entri dentro il mondo. Óigame, compay, yo no soy mentiroso. Cuba è stato dal 2006 al 2009 ogni anno, per un mese e mezzo. Ci sono lati di Palermo simili, però insomma Cuba, la Havana è gigantesca rispetto a Palermo, insomma. È un detrito enorme, una monnezza incredibile, cioè, quella vecchia chiaramente. Palermo è una piccola cosa rispetto alla Havana, piena di storie, di situazioni, mi sono tornato ogni anno per fare cose diverse, vivendo la periferia specialmente, insomma, più che il centro storico, insomma, dove vanno tutti, non se ne può più di vedere sempre le solite cose del centro storico, Havana coloniale, due palle, queste cose, tutte, solo foto di queste cose ci sono in giro, Maria Santa, fantasia fotografica zero proprio. Sono contento di essere arrivato a questo editore, per questo ho trovato una certa pace, che con il resto degli editori insomma, non c'è stato un idillio, diciamo. Con lui sì, perché è un soggetto molto particolare, anche troppo. No, non è questione di capire. Cioè lui non è soltanto editore, a parte che è stampatore, cioè stampa, è proprio ha le mani sporche. E poi il modo di lavorare suo insomma, non ha uguali nel resto del panorama editoriale internazionale. Italiano manca a parlarne. Cioè,
ma io dico per internazionale, lo sanno tutti gli americani, visto che vanno là a stampare, lo sanno. È una casa, una famiglia, tutta una cosa collegata, si entra in un sottomarino, si sta là dentro aspettando tutta la giornata, lavorando, aspettando, confronti con gli altri artisti, eccetera, eccetera. È un piccolo paradiso per chi ama gli odori degli inchiostri, tutte queste cose qua. 5 cose che ami e 5 che odi, che domande surreali che fai. Ma allora, vabbè, che ami? La chitarra. È sempre attaccato il microfono. Una cosa non si può dire, che in realtà è la prima, la seconda è la chitarra. Beh, io adoro tipo musicisti americani, cose. Vabbè, da Pat Metheny ai brasiliani, Toninho Horta, tutta questa gente fa impazzire. Ma la brutta fotografia. L'ultima cosa, parlare non è cosa mia, ma me l'hanno detto sempre, cioè tu non devi parlare mai, devi solo fare fotografie e basta.